Buonasera e bentrovati a un'altra puntata di Screenshot. In un mondo del lavoro sempre più complicato, sempre più veloce, è importantissimo che domanda e offerta possano incrociarsi. Una di queste opportunità è data dai mercoledì del placement che sono stati messi in piedi nel corso di quest'anno dall'Università di Udine in collaborazione con Adecco, un modo per fare incontrare, come dicevo, la domanda e l'offerta. Allora, qui si possono creare i posti del lavoro del futuro perché le aziende vengono, si mettono in mostra, raccontano quello che cercano, dall'altra parte gli studenti presentano il loro curriculum, fanno sapere chi sono e cercano naturalmente in questo modo di entrare nel mondo del lavoro. Un appuntamento, quello dei mercoledì del placement, che è andato avanti con diverse tappe nel corso dell'anno, sia in presenza che in online, ed è finito appunto in questo mese di dicembre qui a Palazzo di Toppo Wasserman, proprio dove l'Università di Udine ha dato vita agli ultimi appuntamenti di quest'anno. Allora andiamo a sentire le voci di chi ha realizzato questo progetto e ci ha raccontato come insomma la domanda e l'offerta cercano di incrociarsi, quali sono le figure più ricercate nell'ambito del lavoro, ma anche quali sono le aspettative che hanno gli studenti e che hanno le aziende che ripongono su di loro. Sentiamo. Noi siamo molto soddisfatti, anche oggi abbiamo 4 aziende più un'agenzia per il lavoro che presentano le loro opportunità, e quindi è il 7° evento di placement che organizziamo quest'anno, e quindi siamo soddisfatti di tutte queste opportunità che offriamo ai nostri ragazzi. Ecco, quanti ragazzi sono stati coinvolti e quante aziende nel corso di quest'anno? Allora, i ragazzi sono migliaia e le aziende sono circa 60, e quindi un risultato importante. Se a questi aggiungiamo poi 20 aziende che hanno partecipato al Job Breakfast e 80 alla Fiera del Lavoro organizzata da ALIG, abbiamo una rosa di realtà importanti provenienti anche dall'estero che hanno partecipato a questi eventi. Ecco, ragazzi che si sono laureati, si stanno laureando in campi molto diversi, ma possiamo dire che c'è lavoro per tutti volendo, no? Allora, in questo momento l'Ateneo ha 10 corsi di studio con tasso di disoccupazione pari a 0, cioè con il 100% dei laureati occupati, e questo è non solo in discipline STEM, quindi ingegneria informatica, ma anche in alcune discipline più umanistiche, e quindi ecco, con questo tasso di occupazione noi siamo estremamente soddisfatti. A fare da collante tra l'università e il mondo del lavoro c'è Adecco, che si occupa naturalmente della ricerca del personale. Siamo con Barbara Del Do, che è People Advisor proprio per Adecco per la regione Friuli Venezia Giulia. Insomma, com'è stata questa esperienza che si conclude in questo 2022? Insomma, che tipo di richieste avete avuto e che tipo anche di offerte avete potuto dare attraverso questi ragazzi? Sì, allora diciamo che effettivamente siamo all'ultima edizione del 2022, l'abbiamo ripresa in presenza dopo diverse edizioni fatte da remoto, per cui c'è assolutamente partecipazione da parte dei ragazzi, curiosità sicuramente e necessità un po' di anche essere orientati in un mercato del lavoro che si è completamente stravolto. A questo ovviamente si aggiungono le opportunità reali che possiamo generare, insomma, anche grazie alla partnership che abbiamo con l'Università di Udine e alle aziende che partecipano in modo abbastanza costante, per cui diventa importante veramente riuscire poi con concretezza a dare l'opportunità di lavoro rispetto a quello che in questo momento i ragazzi stanno cercando. Figure ovviamente più legate al mondo scientifico rimangono sempre molto di interesse, in area economica anche sociale, per cui credo che veramente oggi il mercato sta riprendendo, nonostante comunque le difficoltà che stiamo comunque vivendo, l'incertezza in qualche modo, però il fatto che siamo qui ancora è per comunque continuare a dare opportunità concrete alle persone sul nostro territorio e a far crescere le aziende con le persone giuste, insomma. Ci sono figure anche che non si trovano, nel senso che la domanda è molto maggiore a quella che può essere l'offerta, perché magari anche le università stesse riescono a sfornare poche di queste figure. Sì, diciamo che di fatto sicuramente ci sono delle figure, mi viene in mente tutta la parte ingegneristica e scientifica, dove continua a essere molto preponderante la richiesta da parte delle aziende, quindi quelle rimangono in forte, insomma, auge, quindi sicuramente cercare di riuscire anche a stimolare, noi facciamo tra l'altro anche interventi nelle scuole superiori, stimolare i ragazzi anche a intraprendere percorsi più in ambito scientifico, che non sono sempre insomma, così a
bracciati e hanno bisogno le aziende stesse di avere professionalità di questo tipo, come anche aree matematiche, controllo di gestione, area amministrativa, per cui insomma sono tutte figure e professionalità che oggi le aziende guardano con attenzione proprio per guardare comunque alla crescita delle proprie realtà e delle proprie aziende. In questo 2022 quanti sono le persone, insomma, il curriculum che avete analizzato e l'offerta qual è stata? Nel corso del 2022 sicuramente processato più di 180 persone sicuramente e con cui siamo peraltro ancora in contatto, per cui sono persone che comunque hanno deciso di continuare con gli studi, quindi continuando a fare la laurea più magistrale, quindi tornano da noi anche dopo questi eventi e sicuramente più del 60% siamo riusciti comunque a generare delle opportunità, il rimanente perché magari il candidato non si sentiva ancora pronto di intraprendere magari un percorso professionale reale, quindi ritorna un po' anche quella curiosità che ci ascoltano insomma gli studenti per capire poi che scelta fare, se continuare la parte più di studio e accademica piuttosto che intraprendere il percorso lavorativo. Sì, con dei seminari tra l'altro avete dato anche dei consigli su come si redige bene un curriculum, perché anche questo insomma è il biglietto da visita e quindi è fondamentale. Con qualche consiglio? Sicuramente oggi abbiamo fatto il seminario sulla digital reputation, quindi argomento molto sensibile soprattutto a quest'età, c'è chi è d'accordo, chi meno, è chiaro che dobbiamo sicuramente aiutare i ragazzi a capire che oggi le aziende si muovono molto sulla parte digital, il lavoro da remoto ha dato una forte accelerata a questi nuovi strumenti, oggi diciamo che quasi l'abbiamo visto prima, il 70% dei candidati utilizza i social per valutare delle opportunità di lavoro, contro magari il 45% dei recruiter che utilizza dall'altra parte per cercare i candidati giusti, quindi diventa importante avere la consapevolezza che sempre di più ci si muove in questi ambiti e quindi sicuramente la delicatezza nel essere presenti sui social diventa importante, insomma. Giulia Casella per Benetton Group, presente in questa occasione, insomma la domanda e l'offerta si incrociano e voi come azienda diciamo sfruttate anche questa occasione per cercare che tipo di figure? Allora noi siamo qui innanzitutto per rivolgerci proprio al target che stiamo cercando in questo momento, quindi giovani studenti, neolaureati e laureandi da vari percorsi di laurea, vari background, da economia, ingegneria, comunicazione e lingue, proprio perché abbiamo un'ampia serie di opportunità di internship all'interno della nostra azienda e in varie aree, dal design al commerciale alle operation. Quindi siamo qui oggi proprio per incontrare e chiacchierare con questi ragazzi, conoscerli meglio e capire in base ai loro profili dove poterli collocare all'interno della nostra organizzazione. Quali sono le caratteristiche che questi ragazzi devono avere? Allora, innanzitutto, essendo una prima fase di ingresso nel mondo del lavoro, quindi proprio un internship, un periodo di stage formativo, sono persone che sappiamo non avere esperienza lavorativa pregressa, quindi quello che valorizziamo maggiormente sono proprio le competenze trasversali, quindi innanzitutto tanto entusiasmo, tanta passione per il mondo della moda, per il nostro brand, tanta voglia di fare, mettersi in gioco, fare la differenza e valorizzare quello che è una propensione all'innovazione, al cambiamento, a un mindset digitale e tutto quello che è appunto portare innovazioni in azienda. Bisogna essere portati a spostarsi molto in questo mondo. Allora sì, assolutamente, noi siamo un'azienda internazionale, quindi comunque cerchiamo persone aperte rispetto all'internazionalità, proprio anche perché in futuro potrebbero avere l'opportunità di lavorare anche in altre delle nostre sedi all'estero. E c'è possibilità di fare carriera? Sì, assolutamente, infatti il nostro programma di internship comunque prevede una continuità per le persone con più potenziale, talento che dimostrano interesse anche per proseguire poi in azienda con un contratto di inserimento. Quali sono le condizioni base con cui si entra, diciamo, a far parte del vostro gruppo? Allora, quelle che ho appena elencato come competenze più soft, trasversali, quindi l'entusiasmo, la passione, la propensione verso l'innovazione e il cambiamento e anche una buona conoscenza della lingua inglese, bisogna comunque avere una conoscenza di base della lingua inglese e anche una padronanza degli strumenti più digitali, informatici come quelli del pacchetto Office, Word, Excel, PowerPoint. Queste sono un po' le condizioni di base. C'è un numero di persone che state ricercando o insomma valuterete in base ai curricula? Allora valuteremo sicuramente in base ai curricula che riceveremo, abbiamo comunque
comunque più opportunità di stage, circa una ventina, da ovviamente far partire nell'arco dei prossimi mesi, non tutti in questo momento, e quindi in base ai profili che riceveremo e anche alla disponibilità dei candidati andremo poi a capire dove inserire le persone e quando iniziare con questi percorsi formativi. Un'opportunità anche per gli studenti che si affacciano al mondo del lavoro, insomma, in occasioni come queste. Quali sono le aspettative? Beh, chiaramente questo appunto è un corso e anche una giornata programmata per far incontrare appunto la domanda e l'offerta, quindi le aziende e gli studenti. L'Università di Udine dà questa opportunità ed è comunque un ottimo istituto, molto preparato, e quindi devo dire che in Regione ho degli ottimi colleghi. Mi sono laureato di recente, ho anche assistito a qualche tesi di laurea molto interessante, quindi la speranza di oggi è anche di trovare anche un posto di lavoro, visto che abbiamo un componente giovanile molto valida. Vediamo. Laurea in che cosa? Economia aziendale. E quindi adesso hai già mandato dei curricula, stai insomma cercando insomma in questo modo di entrare in contatto con delle realtà importanti insomma, che abbiamo sul territorio? Beh sì, ho un po' discusso un po' con persone di mia conoscenza, ho cercato un po' tutti i metodi che si trovano, quindi ho consultato anche appunto le opportunità che dava l'università. Tra l'altro l'Università di Udine dà anche un sito di riferimento quando ci si laurea, chiamato Alma Laurea, dove gli studenti possono già cercare comunque delle aziende interessate, comunque si possono valutare delle offerte di lavoro che ti vengono proprio. È un sito che ti richiede l'iscrizione proprio durante il conseguimento della laurea. L'ambizione quale sarebbe? Insomma, la speranza, il sogno, se possiamo così dire? Ma quei tempi che corrono va bene anche un posto, partire diciamo da un posto abbastanza tranquillo, poi si valuta un po' anche la carriera nel percorso. Voglio dire, non è facile puntare subito a grandi obiettivi, secondo me, soprattutto col mondo di adesso che si evolve in una maniera molto veloce, però sì, è un po' difficile fare il primo salto, però una volta che si è dentro si ha anche più tempo di comprendere le proprie qualità al meglio, una volta che si affronta la materia, diciamo, direttamente e non solo da un punto di vista teorico. E qual è il tuo percorso di studi intanto? Diritto per le imprese e le istituzioni. Già laureato? No, a febbraio dovrei laurearmi, quindi sì, sono in procinto. E quale sarebbe un'azienda, insomma, o un campo particolare? Non ho un campo particolare in realtà, sono molto appassionato del diritto, quindi potrei anche eventualmente pensare di fare la magistrale, ma credo che la cosa più importante nel mondo del lavoro è che spesso viene tralasciata sia l'ambiente, il contesto lavorativo, le persone con cui hai a che fare tutti i giorni, perché rappresentano praticamente una seconda famiglia, no? Quindi sì, voglio solo rendermi utile per l'azienda che mi assumerà. Queste le voci dei protagonisti di questo progetto. Noi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, ritorniamo tra poco con Screenshot. Seconda parte di Screenshot, ancora nel cercare di capire questo mondo del lavoro che cambia con l'incrocio tra la domanda e l'offerta, tra le aziende, l'Università di Udine e gli studenti, grazie ai mercoledì del Plasma che sono arrivati insomma alla fine di questo 2022 con diversi appuntamenti sul territorio. Nella prima parte abbiamo sentito anche la voce dell'Università di Adecco, delle aziende, adesso continuiamo a sentire ancora altre aziende che sono state raccolte in uno di questi appuntamenti, li ha sentiti Isabella Gregorato, insomma altre persone le abbiamo raccolte appunto nel corso dell'appuntamento di dicembre. Allora sentiamo ancora alcune voci. Alla ricerca di personale specializzato e anche la Rotas, e quello di oggi è un'occasione importante soprattutto per trovare persone, mi diceva il presidente della Rotas Francesco Celante, trovare persone che sono laureate in biologia. È questo che lei sta cercando adesso? Anche, allora, normalmente il termine più consueto è ingegneri, in quanto sono persone abituate a porsi degli obiettivi e a raggiungerli, e obiettivi concreti. Però, poiché noi siamo un'azienda di ricerca, stiamo creando un centro di ricerca fisicamente, abbiamo bisogno di tutte. La caratteristica fondamentale è la passione. Vogliamo gente innamorata di una cosa qualsiasi, e noi vediamo se riusciamo ad realizzare i loro sogni. Perché l'obiettivo è non disperdere queste risorse e impedire che se ne vadano,
che vadano all'estero, perché non è necessario. Ci sono anche in Italia moltissime aziende che possono dare soddisfazione, oltretutto hanno anche il beneficio di vivere in un ambiente conosciuto, spesso all'estero hanno maggiori facilità, però hanno anche grandi disagi da lontananza dalla famiglia e quant'altro. Perciò noi vorremmo proprio fare in modo che non si disperdano le passioni delle persone locali. Spererei con l'evento di oggi di trovare un lavoro, ovviamente, possibilmente nel mio settore, quindi quello delle lingue straniere. Andare all'estero o rimanere qui? Ma per il momento rimarrei anche qui, però non si sa mai nella vita, insomma. Quindi per il momento in Italia. Quanto è importante anche per il mondo bancario trovare nuove figure, tra l'altro nuovi giovani per un ricambio generazionale e nuovi giovani da preparare per affrontare il futuro, anche il futuro bancario. Ne parliamo con Lorella Borgnolo della direzione risorse appunto di Civibank. Perché sono importanti questi momenti? Sono importanti perché ci danno la possibilità di incontrare questi ragazzi e poterli conoscere e inserire anche con un percorso di tirocinio in azienda e poterli fare crescere e quindi portarli, diciamo, far evidenziare questi talenti che è importante per un'azienda, no? Anche il cambio generazionale. Anche il mondo bancario è in continua evoluzione, quindi c'è bisogno di nuove figure, di aggiornamenti continui, quindi anche l'introduzione di nuova linfa vitale è determinante. Certo, è la parte più importante, diciamo, anche in questo momento storico, riuscire a far fronte anche a queste nuove esigenze anche della clientela e quindi con linfa nuova per l'azienda è vitale portare a fare questi incontri per conoscere nuove figure da inserire. E abbiamo proprio il classico esempio, no? Una giovane che si è inserita nell'ambito bancario proprio grazie a questi scambi con l'università, quindi Chantal Bottiglieri, che tra l'altro lavora proprio nella direzione risorse di Civibank. Quindi quale migliore testimonial di iniziative di della validità appunto delle iniziative di questo genere? Certo, io ho iniziato ormai 6 anni fa in Banca di Cividale, ho iniziato proprio con uno stage, un tirocinio a suo tempo, e curriculare, poi extracurriculare, perché nel frattempo ho anche poi ricominciato l'università, avevo terminato un percorso, ne ho iniziato un altro che ho terminato da poco, quindi mi rivedo molto in questi giovani ragazzi che vengono qua a fare la selezione, pronti a iniziare con tante aspettative, a iniziare un nuovo lavoro, una nuova attività. Consigli ai giovani? Bisogna studiare tanto, ma soprattutto mettere tanto impegno, tanta voglia, tanta passione e seguire le proprie passioni. Penso che sia il consiglio che possa dare a questi ragazzi. Essere determinati. Essere determinati, sì. Che cosa è laureata Chantal? Io in economia e commercio, appena terminato la magistrale qua a UniUd, quindi gioca in casa? Gioco in casa, esatto, sì. Potrei conoscere alcuni di questi ragazzi, potrei essere stata loro collega fino a poco tempo fa. Allora anche per voi è un'occasione importante per andare a caccia di figure che magari si fa fatica a trovare anche nel mondo della finanza. Ecco, quali sono le aspettative e che occasione è questa? Per noi è un'occasione importantissima, innanzitutto per incontrare i giovani, quelli che saranno, speriamo, i nostri giovani colleghi, le nostre giovani risorse. Noi abbiamo un duplice ruolo, siamo banca retail sul territorio grazie alla presenza delle nostre BCC e quindi ricerchiamo molte figure di tipo commerciale. Siamo anche gruppo BCC e all'interno del gruppo BCC ricerchiamo più figure analitiche, è un po' il motore, il cervello delle nostre banche. Quindi la nostra ricerca è aperta soprattutto a giovani che hanno voglia di crescere, che hanno voglia di mettere in comunione i loro talenti e che hanno voglia di sviluppare un percorso professionale anche coltivando le loro passioni, le passioni lavorative, le passioni di studio e la passione per le materie che hanno scelto nel loro percorso. Ci sono delle lauree particolarmente indicate o tutto sommato, insomma, si possono avere tante qualità?
Le qualità sono sempre benvenute nel gruppo BCC Crea. Le lauree chiaramente privilegiate sono le materie economiche, le materie finanziarie, ma noi partiamo sempre da un presupposto nel momento in cui facciamo talent acquisition. Diciamo ai giovani: seguite la vostra strada, quindi indipendentemente dalle conoscenze tecniche che avete accumulato nel vostro percorso di studio, siate guidati dalla passione verso il lavoro che andrete a svolgere e questa passione sia il motore che vi consentirà di sviluppare anche un sentiero professionale interessante. Chi cercate e quali figure soprattutto? Allora, siamo un'azienda che è molto, famosa e conosciuta in tutto il mondo. Siamo a Noventa di Piave e produciamo, tutti gli apparecchi di una sottostazione elettrica, quindi tutta la parte di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica. Essendo fabbrica e supply chain, possiamo dire che abbiamo qualsiasi dipartimento. Abbiamo il dipartimento di ingegneria, di ricerca e sviluppo, di sales, di purchasing, di sourcing, acquisti. Quindi cerchiamo da laureati in lingue a laureati in economia, ad ingegneri. Siamo qui per trovare nuove persone che abbiano tanta voglia di ingiovanire, una fabbrica che esiste da più di 50 anni, quindi c'è bisogno di forze fresche, per questo siamo qua oggi. È un settore che è particolarmente al centro delle cronache al giorno d'oggi e per quanto riguarda i ragazzi ha detto che gli ambiti di competenza sono quelli non facilissimi da trovare, immagino. No, è un momento difficile oggi, nonostante i social, LinkedIn, cercando in tutti i modi di trovare ragazzi e persone volenterose. È difficile, però vediamo qua a Udine, siamo da Noventa, andremo a Padova, ricerchiamo qualsiasi università d'Italia perché vogliamo cercare i più forti che ci sono nel mercato. C'è un numero di posizioni aperte o intanto valutate i curricula e poi si vedrà? In questo momento abbiamo almeno 5-6 posizioni aperte e già per il prossimo anno che la fabbrica si sta ampliando, dove andremo a produrre anche altri prodotti, avremo bisogno ancora più persone, quindi siamo alla ricerca. Questa è un'occasione per confrontarsi con le aziende, per parlare anche con i propri coetanei, qual è il suo percorso di laurea e quali sono le aspettative. Allora, io mi sono laureata in lettere, adesso sto proseguendo la magistrale sempre qui a Udine in Digital Storytelling, a Scienze del Patrimonio Audiovisivo e dell'Educazione ai Media e spero di lavorare nell'ambito della comunicazione, in particolare del marketing e del social media marketing. Il mio obiettivo qui oggi più che altro è trovare un tirocinio per mettere a frutto e mettere in pratica le esperienze che ho acquisito in questi anni e anche per confrontarmi con la realtà lavorativa attuale. Quale sarebbe un campo per così dire gradito? Social media marketing, comunicazione in generale, questo. Perfetto, è stata utile naturalmente l'esperienza con la laurea triennale, però dopo la magistrale bisogna pensare concretamente al mondo del lavoro. Sì, infatti anche durante la magistrale ho sentito l'esigenza di iniziare ad affacciarmi al mondo del lavoro, che ho sentito un po' distante in triennale, quindi ho sentito che era il momento di iniziare a confrontarmi con le aziende che cercavano questo tipo di figure, insomma. E con queste parole si conclude questa puntata di Screenshot, nella quale abbiamo cercato di raccontarvi i mercoledì del placement da cui è stato dato vita grazie all'Università di Udine ad ECCO, le aziende che hanno partecipato, gli studenti che hanno portato i loro curricula, che aspettano di entrare nel mondo del lavoro. Finisce qui questa puntata, grazie anche alla collaborazione tecnica di Chiara Miscoria. Buona serata a tutti.